E siamo alla seconda parte della trasmissione, lasciamo il mondo delle start-up e i provvedimenti per promuovere l'internazionalizzazione con l'ASPAL e il centro di servizi della Camera di Commercio di Cagliari Oristano protagonisti. Adesso parliamo dell'ultimo report curato dall'ufficio studi della CNA, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato, e ne parliamo con il segretario regionale Francesco Porcu. Nel vostro ultimo comunicato, che ci aiuta molto nel nostro lavoro, si parla di due temi in modo particolare. Nella crisi sanitaria, l'impatto dei costi energetici, la mancanza di liquidità e le difficoltà di accesso ai finanziamenti. Il governo si è attivato per quel che riguarda il sostegno alla spesa energetica, ma quello del credito rimane uno dei problemi in assoluto da risolvere. Senza ombra di dubbio, anche perché, come abbiamo più volte rilevato nel corso di questi ultimi anni e negli ultimi mesi, la situazione è andata via via aggravandosi, la restrizione dei finanziamenti, la mancanza di liquidità è uno degli aspetti su cui bisogna che davvero il governo nazionale, ma anche la regione, mettano mano, perché in Sardegna, peraltro, come rileviamo da tempo, le imprese sarde si approvvigionano del denaro a tassi che sono tra i più alti d'Italia. Abbiamo segnalato, e da questo punto di vista la nostra Confederazione sta operando affinché ci siano dei processi di proroga e di allungamento del periodo di restituzione dei crediti per quanto riguarda il discorso delle moratorie a livello nazionale, ma ci sono anche delle cose che segnaliamo e che noi pensiamo possano essere fatte anche a livello regionale. Andiamo per ordine. Voi chiedete che venga istituito dalla Regione un fondo rotativo di piccolo credito. Chiediamo che venga istituito anche perché alle iniziative che la Regione ha preso con l'istituzione del fondo BEI, destinando anche somme ragguardevoli, oltre 200 milioni di euro, le modalità con cui il fondo è stato costituito in termini di operatività e di erogazione delle provvidenze era una modalità che concentrava con massimali davvero molto alti l'erogazione di queste risorse. Quindi oltre 200 milioni di euro che però sono serviti a sostenere questa necessità per un campione, davvero una platea molto ristretta di imprese, appena poco più di 200 imprese. Quindi è rimasta inevasa la domanda che riguarda il sistema delle piccole imprese e delle imprese artigiane. Per questo noi proponiamo l'istituzione di un fondo rotativo e quindi che verrebbe alimentato con un contributo pubblico. Se noi facessimo, come abbiamo proposto alla Regione, dotassimo questo fondo nella fase iniziale di 10 milioni di euro, il fondo è a rotazione, si alimenta con le risorse che poi rientrano da parte delle imprese. Con 10 milioni di euro saremo in grado di poter offrire, quindi dare ossigeno a circa 800 imprese, con un'ipotesi di taglio che va dai 10 ai 50 mila euro, sapendo che poi in casi come questo la domanda si attesta intorno a una cifra media di 25 mila euro. Chi è che dovrebbe gestire questo fondo? La SFIRS o i consorzi di garanzia fidi? Noi lo abbiamo immaginato all'interno dello strumento 949, che è gestito dalla Regione insieme ad Artigiancassa e potrebbe essere, da un punto di vista normativo, potrebbe essere gestito in termini davvero molto semplici e potrebbe essere avviato nel giro davvero di poche settimane. La Regione ha in essere, attraverso le altre modalità, la gestione della provvidenza e quindi del conto capitale e dell'abbattimento del conto interessi. Questo fondo potrebbe essere istituito all'atere con dei meccanismi che possono essere governati con l'assetto già vigente. Questo consentirebbe di attivarlo in maniera davvero molto veloce e di renderlo operativo in pochissime settimane. Per questa ragione abbiamo proposto nella finanziaria che è ancora in esame in Consiglio regionale che la dotazione di questo fondo sia pari ai 10 milioni di cui parlavo prima.
Andiamo al dettaglio del vostro report. Solamente il 38% degli imprenditori sardi si attende un buon 2022 e questo dato è inferiore al dato nazionale che è pari al 41,3%. Sì, questa rilevazione è una rilevazione che è stata compiuta ai primi di dicembre, quando ancora il caro energia, il caro bollette non aveva assunto proporzioni così vistose e drammatiche, ma questa è una percentuale che sale. Stiamo compiendo un'indagine, una rilevazione in questi giorni e sale ancora la preoccupazione perché da un lato il caro prezzi, la difficoltà di accedere al credito e soprattutto il caro energia sono elementi di grandissima preoccupazione perché stanno di fatto bloccando la ripresa economica che noi avevamo stimato nell'ordine del 4%, ma che probabilmente, se soprattutto il caro energia continuerà, come dire, a flagellare il sistema produttivo così come vediamo nel corso di queste settimane, queste stime dovranno essere riviste al ribasso. Il 37% delle imprese intervistate dall'ufficio studi di CNA ha detto di essere stata costretta a ridimensionare il proprio progetto di sviluppo 2022 e questo va a impattare negativamente per la Sardegna sul dato nazionale che è pari al 30%. Sì, le prospettive di queste settimane inducono ovviamente le imprese a rivedere i programmi per il 2022 e quindi lì c'è una capacità, diciamo, produttiva che di fatto viene ridotta in ordine ai fenomeni di cui parlavamo, credito, energia, che ovviamente creano questo tipo di preoccupazione, inevitabilmente impattano anche sulle prospettive. Può sembrare un paradosso, le imprese sono in una fase in cui sono davvero piene di commesse e di lavoro, ma ovviamente non sono in grado di portarlo a termine perché con i costi del caro materiali, quindi dei prezzi e soprattutto dell'energia, sono fuori mercato. Parliamo adesso dell'impatto negativo che ha avuto sul super bonus 110% il fatto che sono state trovate, soprattutto nel sud Italia, molte imprese che hanno bleffato e questo ha immobilizzato la situazione di molti istituti di credito che dovevano partecipare al discorso e questo è un problema. È un problema il decreto che è stato fatto da parte del governo che che blocca la cessione dei crediti oltre una certa misura. Questo di fatto ha creato una condizione. Ecco, ma devo dire, Porcu, che voi l'avevate previsto questo problema. Beh sì, era evidente, peraltro teniamo conto del fatto che segnaliamo che nelle ultime settimane, a partire da novembre, col decreto frodi, col decreto sostegni ter, la normativa, si è intervenuti sulla normativa modificandola e inserendo ovviamente degli elementi che inevitabilmente hanno prodotto in queste settimane davvero una riduzione e di fatto stanno bloccando il settore. Il governo varerà, in queste ore sta varando un provvedimento per ovviamente superare questa condizione di blocco, anche se sappiamo, come lei ricordava, che nel meridione, in molte regioni meridionali, le procure si stanno attivando per interrompere spesso una catena di cessione dei crediti che sono legate anche a organizzazioni, diciamo, malavitose. Non è il caso magari della Sardegna, ma nel meridione d'Italia, in Calabria, in Sicilia e da altre parti, questi sono fenomeni che si stanno registrando con una certa insistenza. E se il mercato delle costruzioni aveva avuto l'impatto maggiore sulla crescita del PIL, questo nei prossimi mesi andrà a creare un problema negativo. Sì, già gli effetti che si sono prodotti in questa prima fase sono tali da indurre tutti gli istituti a rivedere le stime della crescita e quindi già si prevede che nel 2022 questi elementi di cui parliamo possano bloccare o produrre una decrescita che viene stimata nell'ordine di quasi un punto percentuale. Quindi
un effetto davvero molto forte sull'andamento del PIL e della ricchezza prodotta, che va a sommarsi alla crescita dell'inflazione dopo 10 anni. che va a sommarsi a un fenomeno inflattivo che rispetto alle prime fiammate perdura e che ovviamente desta preoccupazione, perché è un'altra zavorra che viene messa sulla ripresa economica che era avviata, come abbiamo sostenuto tutti, con una forte propensione. L'ultima riflessione, prima di concludere, la dedichiamo all'intervento della Regione per la ristrutturazione degli istituti scolastici. È un ottimo provvedimento, ovviamente. Che voi chiedete da anni e anni e anni. Noi siamo da sempre intestarditi sul fatto che rimettere mano a un patrimonio, soprattutto pubblico, molto vetusto, a partire dalle scuole, è una chiave vincente per poter non solo dare lavoro, ma poi ovviamente rimettere a nuovo una parte davvero molto consistente, migliorare l'efficientamento energetico, che significa peraltro ridurre i costi, e poi finalmente anche dotare i nostri istituti scolastici di una condizione di vivibilità che deve essere pari ovviamente al livello che questi istituti devono avere per poter assicurare una forma davvero convincente per i ragazzi che poi ovviamente hanno necessità di avere un'istruzione adeguata. Il prossimo report sicuramente sarà dedicato, come sempre è accaduto in primavera, alle prospettive della stagione turistica, che pare si presenti nel migliore dei modi, anche perché Federalberghi e le altre associazioni di categoria hanno annunciato che da Pasqua si parte. Sì, come abbiamo peraltro già detto nel report che abbiamo prodotto nei primi 9 mesi, nonostante ovviamente non siamo ancora ai livelli pre-pandemici del 2019, la Sardegna ha prodotto una performance notevole. Noi abbiamo avuto una crescita che è 3 volte superiore a quella del dato medio nazionale. Quindi ci sono tutte le condizioni, al netto dei problemi di cui parlavamo prima, per poter davvero consolidare una condizione di ripresa. Ci auguriamo che a partire da marzo-aprile anche la pandemia ovviamente consenta ai voli internazionali, ai volumi di traffico che sono attesi anche ovviamente dall'estero, che è una parte molto rilevante, sappiamo intorno al 50%, e quindi ci auguriamo davvero che questa stagione sia davvero una stagione nella quale noi riprendiamo un'espansione dei volumi tali a quelli che abbiamo avuto prima della pandemia. Grazie davvero Francesco Porcu, segretario regionale della CNA, la federazione che riguarda il mondo artigiano nell'isola. Adesso andiamo con la linea regia e poi ci occupiamo di 2 temi, moneta virtuale e crowdfunding. Grazie Porcu. Grazie a voi, buon lavoro.